Stiamo parlando di rigenerazione di un'area che è completamente avulsa dal centro storico, anche dalla periferia, e stiamo rigenerando, vuol dire ridando verde, ridando permeabilità ai suoli, riducendo le cubature, ma soprattutto rendendo quell'area un centro un po' polifunzionale con tantissime utilizzi e è rivolto a un utilizzo multigenerazionale, molto professionale, cioè dove la prevalenza di un settore non prevarica nessuno degli altri. Il massimo che credo che sia il settore residenziale è meno di un 10%, per cui credo che riusciremo a fare qualcosa di veramente come abbiamo presentato questa sera, qualcosa che abbia le caratteristiche veramente innovative per la nostra città e che possa essere così d'aiuto per anche altri interventi che possono essere realizzati in tanti altri buchi neri che abbiamo a Conegliano. Qual è l'augurio che si fa per il futuro di questo progetto e anche le aspettative che ha? Ma è un progetto che avrà a compimento un bel numero d'anni, non sarà una cosa che può avere un'attuazione rapida, dobbiamo avere tutte le autorizzazioni, penso che ci vorrà almeno un anno per avere le autorizzazioni necessarie a iniziare le costruzioni. Penso che è una cosa che 6-7 anni da autorizzazioni ottenute potrebbe avere conclusione.